Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi ci troviamo a Capo L su una conquista assalto Impero Ottomano contro Inghilterra. È una modalità molto interessante in una mappa del tutto nuova perché appartiene alla nuova espansione. Attenzione, sono circa 3 mesi che non carico video sul canale. Oggi ho deciso di caricare questo nuovo video perché, come vi ho detto negli scorsi video, sono parecchio impegnato con lo studio e quando ho un attimo libero vedo un po' di giocare a qualcosa. In queste ultime settimane ho giocato un po' a Battlefield, un po' a Fortnite, lo sto provando, mi piace abbastanza. E in queste settimane, in questi mesi sono riuscito a sbloccare delle armi molto interessanti. La prima è questa che state vedendo, è una bella doppietta tipo quella che aveva Hagrid nel film Harry Potter. Molto molto interessante. Adesso vediamo un po' quello che possiamo fare. Volevo farvi vedere appunto le armi che sono riuscito a sbloccare e anche queste due nuove mappe. Prima ho fatto una partita di prova per settare i volumi e tutto ad Aci Baba, la seconda mappa che accompagna questa in questa espansione, e mi sono divertito davvero tanto. Questa è un'arma fenomenale, funziona molto nel... Attenzione, funziona molto... Guardate a quello, guardate a quello. Funziona molto nella corta distanza e... davvero è un'arma che ho visto tipo tanto tempo fa mentre combattevo. Gliel'ho fregata una a terra e ho detto ma guarda un po'. E per ottenerla quello che ho dovuto fare, se non sbaglio 15 uccisioni con la Gasser 1800 qualcosa. Adesso ve la faccio vedere, ma davvero è stata una cosa quasi impossibile fare quelle uccisioni. Addio. E poi mi sembra un altre 50 con un fucile a pompa chiamato Black Bored qualcosa, ma davvero molto... Ci ho messo davvero tantissimo tempo. Però è fenomenale come arma. Questa mappa la preferisco meno all'altra perché è un po' tutta in discesa, però in generale mi piacciono sia la prima che la seconda. E qua in pratica arrivano dal mare con queste barchette, hanno anche il cacciatorpediniere principale e devono provare a conquistare i nostri fortini. Vediamo se posso farvi vedere qualche bella uccisione. Vediamo un po'. Niente, ancora non è possibile entrare in gioco. Ci stanno facendo a pezzi. Dai, 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 che voglio fare una bella sfilza di uccisioni l'una dietro l'altra. E niente, la pistola con la quale ho dovuto fare la missione era questa, Gasser 1870. È difficilissimo sparare con questa pistola, almeno per me. Guardate a quello. E poi sto usando l'assalto anche perché, ok, devo fare un bel po' di uccisioni con questa granata gigantesca. Intanto una bella uccisione è arrivata. Le ho fatte, perfetto. 10 uccisioni con granate anticarro, perfetto. Vai, 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 vai. Ole. Ok, giù, ricarichiamo. Vai Hagrid. Vai Hagrid. Hagrid alla riscossa. Nella lunga distanza è ovviamente un fucile. Non è un fucile dalla lunga distanza, però nonostante tutto riesce anche a essere competitivo. Guardate un po'. Caspita. Qui ho sbagliato io. Ok, ora ci siamo. Un colpo, un morto alla giusta distanza. Qua c'ho qualcuno dietro. Le costole, buonissimo. Addio. Però veramente adesso vi faccio vedere un attimo la scheda del fucile. Fenomenale, veramente fenomenale. Guardate un po'. È veramente interessantissimo. Model 1900 pallottole. Guardate un po' la riduzione del danno entro i 12 metri. È una cosa veramente spaventosa. E poi, andando alla sezione dello scout, dopo tantissimo tempo ho sbloccato il Martini Henry cecchino. Per sbloccarlo 300 uccisioni col cecchino e credo altre 25 con la baionetta. È praticamente il Martini Henry con il mirino qui tipo cecchino. Pensate un po', il Martini Henry già è un mostro di fucile, poi col mirino da cecchino diventa veramente il top. Vediamo un po'. Non mi ricordo se ve l'ho detto ora oppure nel video di prima che ho provato, nel quale stavo facendo appunto qualche prova, ma comunque mi sono messo la fibra ottica e adesso voglio vedere, proprio sono curioso. No, ce l'avevo proprio nel grilletto, ce l'aveva quello. Sono messo la fibra, ho in upload circa 22 mega. Voglio vedere adesso
in quanto carico questo video. E penso che potrò alzare anche un po' la qualità, perché io prima l'avevo ovviamente limitata per via della connessione 6 mega che avevo, 3 mega, quello che era. Adesso ho la 100 mega. Sì, però non possiamo fare questa vita, eh. Loro hanno là il cacciatorpediniere lì. Guardate a quello là, vediamo se lo riesco a prendere. Il martinieri così distante non ce la fa. Ai, niente, è troppo, è messo male. Non so neanche se il colpo arriva là sotto. Vediamo. Infatti si è staccato dalla postazione fissa. Vediamo, vediamo, vediamo. Magari mi... Allora, vediamo qua che abbiamo. Ok, vediamo di lanciarne un po'. Vediamo se c'è qualcuno. Oh. Eccolo. No. Ole, attenzione. Facciamoci un altro po' di strada. Grande amico, mi avrebbero fatto a pezzi. In effetti è una posizione un po'... è una brutta posizione. Vediamo se questo lo posso ammazzare. Niente, non è possibile. Niente, prendiamoci il nostro fucile a pompa. E niente, per quanto riguarda la mia attività, ragazzi, futura sul canale, non so precisamente quanti video farò. Precisamente per adesso mi sto dedicando principalmente a giocare così tranquillamente, ogni tanto fare un video, ma niente di molto continuo, diciamo, come una volta. Olè. Però veramente mi sta... Anche perché non sto trovando dei veri e propri giochi ai quali dedicarmi per fare una vera e propria serie continua. Non ne sto trovando. Vedete, su Battlefield si fanno partite saltuarie e così. No, come ho fatto a sbagliarlo? Però, vi sto dicendo però, ho visto che uscirà nel 2018 il nuovo Tropico 6. Quello lo voglio prendere e... nel momento in cui uscirà voglio farci una serie. Quello lo voglio fare tranquillamente, perché è un gioco che mi è sempre piaciuto sin dal Tropico 1. Ora che esce il 6, uscirà appunto a metà, penso 2018, non lo so, c'è scritto su Steam 2018. Io appena esce lo prendo e voglio farci una bella serie, perché ho visto anche che si possono sfruttare gli arcipelaghi, una specie di SimCity. E davvero, quello lo voglio prendere e farci una bella serie. Ma per il momento dedicarmi principalmente a un gioco no, perché non ne ho trovati ancora. Sto giocando, come vi ho detto, Battlefield e Fortnite. Guardate a questa, esci la testa e te la faccio saltare, forza. Dai. Dai, dai, fatemi sapere sempre le vostre opinioni nella sezione dei commenti. Intanto io parto a tutta forza. Dai, 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 dai. Ok, dai che ce n'è un altro, dai, ricarica in fretta. Qua ne avevo visto un altro, eccolo, 1 e 2. Bellissimo, abbiamo sparato a terra, abbiamo sparato. Ma meno male che questi due sono mezzi stupidi e non si sono accorti di noi. E esci. Buono. Qua c'era il suo comparetto. No, dovevo aspettare un attimo. Vabbè, comunque, ragazzi, fateci... buttateci un occhio su sto fucile che è veramente il top. Poi che abbiamo? Ah, ecco, quest'altro è interessantissimo. Però con un fucile a pompa. Una doppietta non è che serve tanto. È una pistola che spara un colpo singolo. Obrez, guardate un po'. E ricarica. Interessante, però preferisco armi automatiche al momento. Vai. Vai, vai. È disponibile vicino alla tua posizione. Vai. Sa. Vai, vai, vai. Perfetto. Ok. Facciamoci un giro con le granate. 1 e 2. Proprio a caso. Sì, mi ricordo tanti anni. Ehi là, basta. Ma dov'è? Mamma mia, solo... come ho fatto a sbagliarlo? Gli ho staccato, non lo so, la cintura. Cioè, ho sparato. Lui era in centro, ho sparato ai lati. Bellissimo. Ora sono curioso, curiosissimo di vedere
a quanto è... in quanto carico questo video. Tanto voglio provare con il bombardiere silurante a lanciargli un siluro a quel maledetto... a quel maledetto cacciatorpediniere. Vediamo se mi danno la possibilità di farlo, ma non penso mi abbatteranno prima, perché appena vedono un aereo lancia siluri è un problema per loro. La partita comunque è abbastanza equilibrata. Mi sparano, ragazzi, niente, niente, la contraerea, la contraerea, la contraerea. La contraerea, la contraerea. No, la contraerea, un maledetto dietro che non mi vuole lasciare in pace. Niente, ho buttato il siluro, ma poi non ho mai nessuno, mai. E ho sbagliato pure tasto. Maledizione. Non ho mai nessuno che si mette dietro e mi dà un po' di copertura. Addio. Ma sì, dai. Non sono più abituato a parlare. Mi è finita subito la voce, mamma mia. Nei primi video di tanto tempo fa parlavo anche 50 minuti filati. Ora se parlo 5 minuti è troppo. Vai. Spurela. Ma questo maledetto. Ora mi prendo uno Stinger e lo butto a terra. Cioè ce l'ha con noi questo. Dai, dai, facciamo qualcosa che ci stanno recuperando. Voglio prendere C, voglio prendere C. Ma siamo su A. Oh, c'è un cecchino, niente, ritorniamo dove eravamo. Niente, ho sbagliato, non dovevo passare di là. Ma sono tutti pronti, messi lì. Non va bene, non va bene. Qua stanno arrivando. Ecco, dobbiamo scendere di qua e prendere C subito. Qua c'è un'imbarcazione. Si vogliono fregare. Vai. Questa mappa, ve l'ho detto, rispetto all'altra Acibaba lì è più brutta. Però sempre con noi ce l'hanno. Ma non, 100 uomini qua davanti e quello mitraglia me. Ma io non lo so. Dammi un po' di pace. Oh, dammi qua 2 bende. Bella. Guardate un po', qua hanno. Mamma mia. Vai, vai, vai. Cacciatorpediniere. E poi non so se si può distruggere quel cacciatorpediniere. Sa di sì, sì, vero, si può distruggere. Una volta l'ho distrutto. Vai, vai. Prendiamoci sto fortino. B. Cortesia. Vai. Allora. Vabbè. E vabbè. No. Niente, niente, circondati. Vabbè, l'importante è che lo manteniamo. Vai. Dov'è? Lassù. Vediamo un po'. Guardate a questo maledetto. Sì! Veicolo. Ma non ci credo. Ho distrutto un caccia. Ho distrutto un caccia con un fucile a pompa. Pompa ancora. A doppietta. Questa è quella che c'era su Hitman Silent Assassin ad Anatema, là, la prima missione. Quella là, è quella. Noi siamo 47. Ha cambiato un po' località. Sto capendo nulla. Ancora? Un altro. Comunque quell'aereo era quello di prima. Ok. Facciamoci un giro di qua. Ah, quelli là sono riusciti addirittura. Ah, addirittura può sparare 2 colpi insieme. Con V si cambia. Questa cosa neanche la sapevo. Vai, vai. 2 colpi insieme che è? Guarda, bravo amico mio, bravo. Bravo. No. Vabbè, se lo prendo con questa pistola a distanza. Forza, forza, forza. Vediamo qua che c'è.
Perfetto, prendiamoci sta batteria 5 canli. Sì, ciao. Vai. 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 È morto. C'è qualcuno conquistato l'obiettivo Eco. che rompe qua. Vediamo dov'è. Ah, eccolo. Vabbè. Vabbè. Siamo ancora a 8-11. Dai. La partita di prima è andata molto meglio. Però magari domani forse ve ne porto un'altra. Non lo so, vediamo. Vediamo, vediamo. Sì, qua ci hanno circondato. Tanto guardate lo scafo in fiamme, la nave si sta spaccando in due. Maledizione. Devo fare ancora pratica. Però guardate, 80 gli ho tolto. 80, è un fucile fenomenale. Basta prenderci un po' la mano. Si riesce a fare tutto con questo fucile. Abbiamo conquistato l'obiettivo Foxtrot. Oh, meno male. Ottimo. Un giretto di granata incendiaria. Là c'è un cecchino. L'obiettivo Charlie. Là c'è un cecchino. Ecco. 89, buono. Ottimo. Ciao amico mio. Andiamo qua. Sembra libero. 81, wow. No? Andiamo di qua. Maledizione. No! Ancora! Che bella lotta. Chi la spunterà? La spunterà lui, bello. Sono pure ingarbugliato, ho aperto qua la console comandi. Ancora non la so usare al top, anzi non la so usare per niente. Però ve la volevo pure solo far notare perché mi è piaciuta tantissimo come arma. No! Ma non è possibile. Comunque siamo sempre un pelino avanti. Siamo a metà classifica. Adesso però ci stanno recuperando. Ci stanno recuperando. Partiamo dalla montagna. Ok. Poi ho queste cuffie Siberia che ormai dopo tanti anni si stanno distruggendo. A volte mi manca l'audio. Vediamo qua. Buono. Vai. Vai. Dai. Chi è? Oh. Stiamo perdendo l'obiettivo. Dai. Tanto abbiamo... ancora, l'abbiamo preso di nuovo. Abbiamo distrutto un po' l'aereo. L'obiettivo Delta. Ma dove sono? Ah, su C sono, eccoli qua. Wow. No. Peccato, perfetto, vai, ricarica in fretta. No. Buono, brucialo, 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 brucialo. Niente, non è esplosa subito. Poi ci voleva la granata a impatto. Qua è. Ammazzato? No. C'è qualcuno dietro. Sì, vabbè. Corazzata, bella. Abbiamo perso l'obiettivo Eco. Facciamoci un giro sulla barchetta qui, vediamo che possiamo... Sì, la barchetta la stanno affondando. No, no. Andiamocene di nuovo su D. Forza.
qua. No! No! Ah, la devo togliere sta pistola Obrez qua. Con un'arma del genere non deve essere accoppiata. Deve avere un'arma veloce, scattante. Qua, leviamola subito. Mettiamoci la M, ecco qua, 1911. 2, 1, vai. Ormai penso che la partita sia risolta, ma qua ci stanno scannando perché neanche spawniamo e spawniamo nelle mani del nemico. Comunque, spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, anche se la prestazione non è stata fenomenale, anzi abbiamo fatto pena, 10-18. Però volevo fare questo video per giocare un po' a Battlefield e anche farvi vedere un po' qualche arma. Ci becchiamo alla prossima avventura, non so quando sarà, però spero presto. Adesso voglio vedere soprattutto in quanto carica questo video. 21 minuti, l'altra partita è Aci Baba, un'altra conquista, magari ve la faccio vedere un'altra volta. Però la nostra squadra è stata la migliore, ecco qua, Eddie 167 è finito il primo della sua squadra, che bello. Eccomi qua con la bella pistola. Vediamo quello che abbiamo fatto. Voglio vedere a livello di statistiche. Sì, forse è stato quel fatto che abbiamo distrutto l'aereo. Ragazzi, alla prossima avventura. Ciao a tutti.